2023 con un dato positivo, quello della diminuzione del numero degli incidenti, anche forse grazie alla vostra presenza che è stata maggiore su strada. Una diminuzione che è in linea con quelli che sono i dati nazionali. Per quanto riguarda il Veneto, noi abbiamo un 7,6% di decremento degli incidenti stradali con esito mortale, e questo è un dato che sicuramente ci conforta e comunque dà il via a questa azione, che è un'azione congiunta e intrapresa proprio per scongiurare quei comportamenti che alla guida poi determinano i fattori più gravi, che sono proprio gli incidenti stradali. L'azione soprattutto sulle persone che si apprestano per la prima volta a guidare un veicolo, quindi sui ragazzi, forse resta una di quelle più importanti. Sicuramente la nostra azione concentrata sui ragazzi è fondamentale perché i ragazzi cominciano sin da piccoli ad affrontare il contesto strada, perché i primi passi li muovono a piedi, magari in compagnia dei loro genitori, ma comunque il lavoro noi lo intraprendiamo nelle scuole materne ed anche nelle scuole elementari. Oggi come oggi i ragazzi sono molto più consapevoli, il codice ovviamente ha posto per loro dei limiti diversi, e anche il fatto di sapere, di conseguire la patente e di essere a tasso zero è comunque per loro la consapevolezza che chi guida non beve. E non beve in assoluto, non è che beve un pochino perché non superare il limite, ma non beve. Sicuramente il rispettare le regole sulla strada equivale a rispettare la vita umana.